E allora eccoci tornati in studio per parlare dunque del dolore, della terapia del dolore, per spiegare anche quando è che il dolore diventa una patologia, e sono tante le persone purtroppo che ne soffrono, e di questo appunto parliamo con i nostri ospiti in studio. Allora, professor Ambrosio, chiedo scusa, iniziamo spiegando un po' ai telespettatori che cos'è il dolore. Cos'è il dolore? Uno lo sa benissimo se ha problemi di dolore, come dicono anche tanti proverbi, chi ha il dolore se lo tiene, eccetera eccetera, però una definizione scientifica di dolore è arrivata solo negli anni '80 con una definizione da parte della Società Internazionale per lo Studio del Dolore. È una definizione che dice che tante cose, ma alla fine non riesce a mettere a fuoco forse tutte le varie problematiche che ci sono col dolore. Il dolore può essere tante cose, un dolore acuto diventa un sintomo che il medico deve utilizzare per fare diagnosi, e quindi diciamo così, in prima istanza va usato più che chiuso e diciamo così tamponato con i farmaci, ma è chiaro che quando questo dolore persiste, al di là delle cure, persiste in continuità, può cambiare profondamente la vita, la qualità di vita del paziente. Il dolore cronico è proprio questo, cioè è una problematica che investe il paziente non solo perifericamente, che ne so, nella schiena, nella gamba, eccetera, ma cambia profondamente la qualità di vita del paziente e diventa quindi esso stesso una malattia. Certo, e quindi come tale deve essere trattato e affrontato con una terapia adeguata. Dolore che affligge milioni di cittadini europei e nel mondo, e che appunto hanno come dire, la necessità di essere curati e trattati a questo proposito. Allora, noi ci aiutiamo questa sera con una serie di immagini, di slide che ci accompagneranno un po' nel corso della trasmissione per spiegare appunto quello che è il dolore e la terapia del dolore. Iniziamo con questa prima slide di Eschilo, con una dicitura di Eschilo che dice: solo agli dei scorre la vita eternamente senza mai dolore. Roberto Saia, il dolore è umano a questo punto, e non interessa le figure soprannaturali. Sì, diciamo che forse penso che il grosso cambiamento di mentalità nei confronti del dolore nei millenni, nei secoli, sia avvenuto adesso negli ultimi decenni, nel senso che già io quando ero piccolo ricordo che il dolore anche in famiglia veniva considerato in una maniera completamente diversa da oggi. Quindi ci dicevano: beh, ma tu sei forte, sei bravo, e allora c'era l'alpino, poi la donna che deve partorire nel dolore. Cioè a un certo punto l'unica, penso, difesa che ci fosse dal punto di vista, a parte diciamo medico, per quello che si poteva sapere nel passato, ma dal punto di vista psicologico, era quella di cercare di aiutare la persona colpita dal dolore anche dal punto di vista psicologico, perché dal punto di vista magari pratico non esistevano farmaci o delle tecniche particolari. Mentre negli ultimi decenni la cosa è cambiata, intanto perché la scienza ha fatto tanta strada, e per cui si è arrivati che un certo tipo di dolore non è più il dolore che uno deve sopportare, ma il dolore diventa come una malattia. E quindi qui in particolare quello che, come il professor Ambrosio tutti i giorni deve combattere, proprio come dal punto di vista proprio suo lavoro, è quello di vedere come poterlo risolvere non solo dal punto di vista farmacologico,
ma anche dal punto di vista generale con tutte altre tecniche che possono essere. Ecco, per i nostri telespettatori restiamo un attimo sulla mitologia del dolore, no? Perché l'uomo naturalmente attorno al dolore ha creato anche fatti mitologici, e quindi professore ci può spiegare un attimo questo? Gli dei non soffrivano di dolore, ma solo gli uomini. Qua mi può, diciamo così, soccorrere il fatto che gli dei bevevano l'ambrosia e quindi erano immortali e senza dolore, e chiaramente noi non possiamo più bere l'ambrosia, no. Però alcune altre cose che possono soccorrere il comune mortale. In effetti, se poi noi andiamo un po' con la memoria, anche visto che parlavamo di cinema, al classico esempio del medico del West, sì, che utilizza l'ambrosio del West, cioè il whisky, per operare i pazienti, per sollevare il dolore dei pazienti. Chiaramente questa, più che terapia del dolore, è una palliazione, sì, della problematica dolore. Indubbiamente il dolore ha accompagnato sempre la vita dell'uomo sul nostro pianeta, e non a caso sul dolore e sulla centralità del dolore si è basata anche molta della medicina, molta della terapia che si poteva fare in passato. Quante erbe sono state utilizzate soprattutto per bloccare il dolore. Adesso noi utilizziamo nei dolori molto importanti i derivati dell'oppio, ma l'oppio è, diciamo così, nelle culture, almeno di alcune aree, era utilizzato proprio per questo motivo, vedendo i risultati empiricamente, i risultati che erano presenti in chi li assumeva. L'oppio non era diffuso su tutto il pianeta, altre culture avevano altre sostanze, sempre per sollevare il dolore. E del resto il medico ha sempre avuto questa, diciamo, questa indicazione che opus divinum est, sedare dolore, ma è una cosa divina. Togliere il dolore è proprio perché gli dei stanno sempre bene. Ho capito. Abbiamo della memoria appunto anche nella Bibbia, quando Adamo ed Eva passano da uno stato di semidei, perché sono parte Dio, parte terra, no? Quando mangiano il famoso frutto proibito, dice Dio: tu partorirai con dolore a Eva, mentre Adamo dirà: tu lavorerai col sudore, con fatica. E quindi, diciamo, lo stesso c'è altri esempi come Atlante, no? Che viene periodicamente aggredito da un'aquila che gli mangia il fegato e lui continua a soffrire, ma nonostante tutto tiene in piedi l'universo. Ecco, queste sono le figure, diciamo, dell'epoca. Ma che cos'è il dolore poi? Cioè, il dolore si divide in due parti, no? Quello, diciamo, è normale che le persone sentano dolore, è anormale che lo sentono in continuazione. Prego, professore. Ecco, qui il dolore è necessario. Il dolore è necessario perché è un avvertimento, cioè sentire dolore vuol dire: attenzione, stai facendo qualcosa che non va, o avvicini la mano al fuoco, per fare un esempio, quindi ti devi allontanare, prendi una botta su uno spigolo, stai attento, quindi, perché non devi fare. Il dolore è un segnale, stimolo fisiologico, no? È un segnale fisiologico che ci permette di sopravvivere. Sì, perché abbiamo delle patologie dove ci sono individui che non sentono il dolore. E purtroppo queste sono per fortuna, rarissime problematiche genetiche in cui la persona non ha la possibilità di recepire lo stimolo doloroso, e questo porta però i pazienti a danneggiarsi senza avere, diciamo, assolutamente nessuna sensazione che questo accada. Danneggiarsi e perdere, quindi amputarsi arti, amputarsi dita e via dicendo, quindi, come lei ben capisce, ridursi in stati piuttosto disagevoli, perché non hanno il segnale che devi fermarti. Quindi il dolore fa parte di noi stessi. E ci accompagna. Adesso l'aspetto invece, se il dolore permane per lungo tempo, cosa succede? Quella è normale o diventa patologia?
se il dolore permane per lungo tempo diventa cronico, al di là che sia, diciamo così, che la causa sia non nota oppure non sia rimovibile, diventa il dolore cronico, che diventa una malattia, perché, come dicevo poc'anzi, la situazione non è più solo di un dolore a un arto, un dolore alla schiena, eccetera, è una problematica che investe tutto la persona, cambia la qualità di vita, cambia la percezione del mondo. Se una persona non può più muoversi, non è più autonoma, non riesce ad avere contatti sociali, chiaramente tutto questo impatta in maniera estremamente importante sulla sua, diciamo, capacità di essere sociale, di capacità di benessere nella vita. E diciamo così, questo può spiegare anche come molte volte le cronicità di dolore si accompagnino a problematiche di depressione, ma non, attenzione, depressione dal punto di vista neurologico, ma come reazione a una situazione in cui il paziente si sente sfiduciato, non vede soluzioni e può pensare a tante cose, anche le peggiori, perché molto spesso le indicazioni di trattamento devono essere modulate su quella che è la situazione clinica del paziente, perché parlare di terapia presuppone un passo precedente, che è la diagnosi sulla tipologia di dolore. Ecco, dottor Saia, la diagnosi, cioè il supporto alla diagnosi è il dolore, è necessario, e quindi il paziente la prima cosa che fa è spiega che cos'è il dolore. Ecco, qua io vorrei puntualizzare una cosa che negli anni, e specialmente negli ultimi tempi, diventa un difetto, e credo che non dico una grossa colpa, ma la causa sia stata causata, scusate il termine, dagli stessi medici. Non esiste che ci sia la possibilità di fare una diagnosi in caso di dolore se il medico è bravo, e se il medico non è bravo non fa la diagnosi. Non è così, non funziona così. Forse noi abbiamo insegnato male ai pazienti da questo punto di vista. Ci sono delle situazioni in cui è difficile fare la diagnosi, e la diagnosi, nonostante tutte le tecniche che abbiamo, i mezzi, oggigiorno spesse volte, non dico le percentuali perché mi sfuggono, ma la diagnosi viene fatta nel tempo e, diciamo, sulla pelle del paziente, nel senso che il medico si assume la responsabilità di seguire il paziente e cerca nell'arco dei giorni di capire, a seconda dell'evoluzione, quale può essere la diagnosi, e questo spesso viene percepito dal paziente come: quel medico non capisce niente, quell'altro dove sono andato gli ho raccontato cosa aveva detto il precedente e lui invece ci ha azzeccato, ma l'altro ci ha azzeccato perché probabilmente, a parte che uno può essere più bravo o meno bravo di un altro, ci ha azzeccato perché ha delle conoscenze in più, dei dati in più che magari il paziente gli ha dato. Quindi credo che alla fine la soluzione sia la grande fiducia che un paziente deve avere nei confronti del medico. Se manca anche di un pelo, di una goccia, quella fiducia, io lo dico anche ai miei pazienti: cambiate medico, cercatene uno magari meno bravo, ma che riteniate sia serio, e alla fine vi dovete fidare di quello che dice lui, perché sennò alla fine rischiano di girare da un medico all'altro, e se manca di base la fiducia, credo che alla fine il risultato sia sicuramente peggiore, e in particolare nel dolore è molto importante. Facciamo vedere la slide numero 3, certo, quella del bambino. Vediamo, professore, se vuole spiegare ai nostri telespettatori il significato di questa eccola qua, immagine. La mettiamo anche in sovraimpressione per i telespettatori. Questa immagine, che è un disegno che accompagna alcuni scritti di Cartesio sul dolore, e Cartesio come filosofo aveva preconizzato alcune, diciamo così, spiegazioni che sono molto all'avanguardia per alcune tipologie di dolore.
Su questo disegno sono state sovrapposte, come vedete con le frecce di vario colore, i passaggi che ha dal punto di vista neurofisiologico l'impulso cosiddetto nocicettivo. Parliamo di nocicezione diversamente dal dolore perché la nocicezione è un fenomeno neurofisiologico che parte, come vedete, dal piede del bambino con la trasduzione, che vuol dire che qualsiasi segnale, sia esso termico, chimico, meccanico, viene trasdotto in segnale elettrico dai recettori, viene condotto al midollo spinale dove viene poi trasmesso ai centri superiori. Ecco, questo trasduzione, conduzione e trasmissione sono la nocicezione. Quando c'è la percezione di questo segnale nocicettivo abbiamo il dolore, vale a dire la clinica del dolore, quando raggiunge la soglia della coscienza della persona. Cartesio spiegava questa immagine dicendo: se il bambino avvicina il piede al fuoco c'è come una corda che viene tirata e fa suonare una campanella nella testa del bambino che allontana, ecco, il piede, dolore necessario, come dicevamo prima. Quindi l'intuizione del percorso c'era, come ci sono state anche altre intuizioni, e questa è un'immagine che usiamo molto spesso per spiegare il fenomeno nocicezione e dolore come due cose separate. Certo. E questo è il dolore, diciamo, istantaneo. Poi questo invece il dolore acuto. cronico, adesso entriamo in quella che a noi interessa di più come fenomeno, il dolore persistente, che non è solo soggetto, diciamo, deriva da un'altra patologia, il segnale di questa patologia esistente, ma anche diventa a sua volta malattia. Quindi questa vuole spiegare ai nostri telespettatori come... Sì, il dolore è cronico. Ecco, sul dolore acuto la definizione, ho detto, è un po' diciamo così vaga, ma comunque è stata data. Il dolore cronico ha una definizione che è semplicemente diacronica, se mi si permette, vale a dire, un dolore cronico è un dolore che perdura più di tot tempo, oppure è un dolore che persiste dopo la guarigione magari della ferita. Non sono certamente definizioni che coprono tutte le situazioni cliniche, sono definizioni che però ci danno un'idea, un qualcosa. La cronicizzazione del dolore può essere, diciamo, avvenire per molte problematiche, il persistere di uno stato infiammatorio, la sensibilizzazione delle strutture nervose che fanno far partire il segnale di dolore anche quando il segnale è normale. Faccio un esempio perché magari forse è la più calzante e anche la più visiva per i pazienti. Quando un paziente è affetto da fuoco di Sant'Antonio, a Sant'Antonio non è quello di Padova, non c'entra, Sant'Antonio Abate, il fuoco di Sant'Antonio, oltre alla rappresentazione, chiamiamola dermatologica, con vescicole, pustule eccetera, ha questo dolore urente. Guarisce completamente della parte esterna, continua il dolore nella peggiore delle situazioni, e questo dolore si cronicizza diventando addirittura un dolore evocato anche dal semplice tocco. La maglietta fa male. Ecco, queste sono situazioni di sensibilizzazione cosiddetta centrale. Questo è un tipo di cronicizzazione, ce ne sono altre, per carità, e richiedono risposte diverse rispetto a, al dolore cronico legato a, per esempio, problematiche oncologiche di alcuni tipi, tipo viscerale o cose del genere. Perché quando noi diciamo dolore cronico diciamo una situazione che perdura nel tempo, però può avere eziologie, cause diverse, e le risposte farmacologiche sono diverse. La morfina non è il farmaco che serve per tutte le stagioni, cioè per tutti i tipi di dolore. Ecco quindi che un ulteriore passo della diagnosi è che tipo di dolore è. Noi distinguiamo fondamentalmente due tipi di dolore, cioè il dolore cosiddetto nocicettivo, che se volete è quello descritto dal bambino, dove il sistema nervoso serve a portare il segnale di danno del soma ai centri che lo interpretano, e il cosiddetto dolore neuropatico, in cui invece il segnale nasce lungo le vie, cioè è un danno del sistema somatosensoriale, e in questo senso diciamo così, la componente della nevralgia post-erpetica che c'è dopo l'herpes è legata a questo fatto: non c'è più niente in periferia, ti fa male perché sono
diciamo così, usiamo questa immagine, è il filo elettrico che ha perso l'isolamento e scarica in continuazione, per cui tu senti male. La causa iniziale di questo dolore è scomparsa, quella patologia, però il virus ha fatto il danno, ha danneggiato il sistema, e quindi il sistema continua a trasmettere in maniera errata. E quindi è una patologia che prosegue per conto suo. E c'è una legge, è prevista, c'è una legge che prevede questa forma di eventuale cura o trattamento o riconoscimento del dolore. Dunque, diciamo qui che un grande passo nel corso degli anni è stato fatto nel 2010 con una legge che, dire vero qui tra parentesi, c'è qualcuno che ha detto ma c'era bisogno di una legge per trattare il dolore, visto l'opus divinum est che abbiamo citato prima, però è anche vero che ha dato delle definizioni, ha descritto cos'è diciamo il malato di cure palliative, il malato col dolore, cos'è la terapia del dolore, e questa legge ha aperto le porte diciamo così alla strutturazione sul territorio di una serie di diciamo così, possibilità terapeutiche che i pazienti, sia diciamo così, affetti da malattie tipo oncologico eccetera, sia di altro tipo, dolore cronico non da cancro, che possono accedere, cioè avrebbero il diritto di accedere alle strutture per essere seguite e curate per il dolore o d'altra parte per la palliazione quando altre terapie non sono possibili. La legge è la legge 38 del 2010 ed è la legge diciamo così, istitutiva, se possiamo dire, della rete di terapia del dolore e della rete di cure palliative a livello nazionale. Sì, ma per esempio l'attenuare il dolore nelle fasi operatorie, quando si utilizzano i bisturi per curare il paziente, naturalmente si interviene con dei farmaci, giusto, dottor Saia? Sì, certamente si interviene, è che non sempre è possibile intervenire e togliere il dolore al 100% nel 100% delle persone, per cui diciamo il compito secondo me attuale di noi tutti nel campo sanitario è quello di cercare di approfondire la ricerca per avere i migliori farmaci che possano dare i vantaggi senza dare degli svantaggi, e questo credo che sia il target che ci dobbiamo porre per il futuro, perché poi subentrano altri fattori che sono i costi della ricerca su certi farmaci e su altri no, e ovviamente chi fa la ricerca, se sono le case farmaceutiche, giustamente devono averne anche un rientro, e quindi lì poi si comincia ad andare sul filo del rasoio, perché poi magari per certe patologie che sono rare non vale la pena dal punto di vista economico fare ricerca, quindi parliamo per esempio dei cosiddetti farmaci orfani, perché servono, perché non è che perché c'è un malato solo che soffre allora quello non conta e dobbiamo prendere i 10.000 che soffrono, dobbiamo prendere in considerazione. Sì, c'è una logica di mercato naturalmente. Quindi c'è una logica di mercato, ma c'è anche una soprattutto vengono utilizzati dei farmaci che vanno a incidere sul sistema nervoso, che è una tematica completamente diversa rispetto per esempio al sistema, ad altre patologie che invece del dolore forse viene coinvolto molto meno, quindi le infezioni, quindi gli antibiotici eccetera. Quindi queste sostanze, per esempio sostanze come l'oppio o altre cose di questo genere, naturalmente possono essere usate anche, abusate anche queste sostanze, e quindi la legge pone un freno a questo tipo di attività, professore. Diciamo che la legge specifica, la 38/2010, ha reso più facile, in senso positivo, sì, la prescrizione, cioè più facile per il medico, sì, la prescrizione dei farmaci oppiacei cosiddetti quando necessari. È chiaro che in Italia per fortuna non, diciamo così, i farmaci non hanno
diciamo così, abusi strani in linea di massima, come invece è avvenuto negli anni passati in altre nazioni. Vi cito gli Stati Uniti, che hanno avuto diciamo così, una marea di uso di oppiacei che ha provocato anche parecchi problemi con decessi per overdose terapeutiche, attenzione, terapeutica. Di sicuro prima il problema era l'opposto, vale a dire, io dovevo curare un paziente con dolore e per prescrivere un farmaco di tipo oppiaceo, tipo la morfina o similari, era una marea di carte, cioè triplice copia di ricetta qua e là, eccetera. Adesso invece c'è la necessità o la possibilità e la facilità di prescrivere in maniera molto semplice, come fosse un altro farmaco, però indirizzato specificatamente alla terapia del dolore. E questo soprattutto nel campo del dolore oncologico è stato, diciamo così, un grosso vantaggio, perché ha reso più facile per i medici prescrivere il farmaco giusto al paziente giusto, altrimenti si incorreva in problemi. Faccio un esempio banale: c'era un ricettario un tempo, prima che venisse, diciamo così, facilitata la prescrizione in triplice copia, che doveva essere diciamo così, preso in carico dal medico andandolo a prendere all'ordine. Il problema era che se per caso questo ricettario veniva perso, veniva rubato, diventava non più un problema amministrativo, ma si incorreva in problemi penali, via dicendo. Insomma, non c'era facilità nel prescrivere il farmaco giusto al paziente che ne avesse bisogno. Attualmente, per fortuna, e non mi pare che ci siano casi d'abuso segnalati proprio in questa maniera, il mercato a cui lei si riferisce è un mercato parallelo e deviato, diciamo così, che non fa ricorso di sicuro a questi farmaci, ma fa ricorso ad altre sostanze della famiglia, ma che non sono di sicuro quelle che usano i nostri pazienti. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori che ci fu una guerra, quella dell'oppio, no? Boxer. La guerra dei boxer, perché pochi conoscono che gli stati europei, gli imperi compresi, volevano imporre l'oppio, e ci fu una guerra nei confronti della Cina, perché in Cina l'oppio era vietato, e quindi naturalmente il governo, lo Stato, l'imperatore cinese, l'imperatrice anzi, vietava l'uso dell'oppio. E allora noi andammo con le corazzate, con le navi, Italia compresa, Germania, Austria, Francia e Inghilterra, e andammo con l'esercito a combattere per imporre l'oppio in Cina. Ecco, quindi diciamo che per fortuna i cinesi non se lo ricordano più. Ma forse. Se posso citare una battuta, quando dovevamo andare all'ordine per ritirare questo libretto giallo in triplice copia per fare le ricette, quando poi è venuta fuori la legge, a un certo punto si poteva fare la prescrizione, poteva essere fatta anche su altri ricettari normali, io mi sono ritrovato con questo libretto che dovevo, come diceva lui, che se spariva il libretto non era una questione di denuncia civile, era di denuncia penale, e quindi ho cominciato a dire dove lo do, dove lo porto, dove lo do. E le fiale di morfina del pronto soccorso ovviamente hanno una scadenza, se non le usi per un pronto soccorso ti restano là, e sono rimasto per anni con queste scatole scadute, e ogni tanto chiamavo, una volta l'USL, una volta l'ordine dei medici, che venisse a prelevare. Dove vado con queste scatole? Dice, deve fare carico scarico. Dico, ma io non sono farmacia. Ma allora cos'è, ospedale? No, sono un privato, dico, un medico che gira con la valigetta, che se qualcuno per caso ha necessità, sono scadute, cosa ne faccio? Sono andato avanti anni, finché a un certo punto ho parlato con l'avvocatura dell'USL e mi ha detto, guarda, quanti anni sono passati? Guarda, ne avrò che saranno là da 15 anni. E allora a questo punto buttare via, perché non esiste, diciamo, a chi doverle dare o scaricare. Ecco, tanto per dire, invece questo adesso viene molto più facilitato, perché il medico
ha la possibilità, senza tra l'altro, rispetto ad altri stati come è successo negli Stati Uniti, dove si è raggiunto invece l'eccesso opposto, dove ci sono stati dei danni non indifferenti anche per i pazienti. Noi, mi pare, questo forse più materia, tu anzi senza forse, mi pare che qua da noi per fortuna questo non c'è. Quindi c'è un uso di quello che noi chiamiamo, diciamo volgarmente, droghe, che però in quantità farmacologica può lenire quello che è il dolore persistente in talune patologie. Possiamo fare un elenco di queste sostanze che possono essere utilizzate a vantaggio del paziente che ha queste patologie molto, molto invadenti, perché il dolore è chiaramente una persecuzione Sì, certamente è chiaro che il discorso va graduato, no? Cioè, quando si è parlato di dolore, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto negli anni '80, ha diciamo così, costruito e pubblicizzato quella che viene chiamata la scaletta dell'OMS per l'approccio graduale alle problematiche del dolore, dove ci sono in prima istanza i farmaci di tipo antinfiammatorio e il paracetamolo, in seconda istanza alcuni farmaci, chiamiamoli così, oppiacei deboli, e poi in terza istanza invece il terzo gradino cosiddetto oppiacei forti. Ovviamente tutto va graduato in base alla diagnosi che si fa, perché non è detto che l'intensità del dolore sia l'unica guida importante, perché faccio un esempio, parlavamo prima dei cosiddetti dolori neuropatici. I dolori neuropatici non riconoscono nell'oppiaceo di terzo gradino una cura, ma riconoscono una cura più specifica e puntuale con quei farmaci che vengono messi in questa scaletta come adiuvanti e che quindi sono presenti già al primo gradino, che sono farmaci in genere che agiscono sul sistema nervoso, tipo degli antiepilettici, alcuni antidepressivi, che hanno dimostrato di valere anche sul dolore. Detto ciò, invece quelli di terzo gradino sono tutti farmaci che vengono, diciamo, primitivamente abbiamo citato l'oppio, ma dalla diciamo così, poi quella che è stata l'utilizzo farmacologico dell'oppio, e quindi dalla estrazione della morfina fondamentalmente. Certo. E poi dalla morfina sono stati, diciamo, ricavati per processi chimici a una serie di farmaci ormai anche molto lontani dal punto di vista chimico della morfina, ma quindi semisintetici, prima sintetici poi, che hanno una funzione analgesica centrale. Faccio un esempio: la morfina è stata isolata negli inizi dell'Ottocento dall'oppio. È stata utilizzata prima, diciamo così, in maniera non molto frequente. Il grosso boom, chiamiamo così, di utilizzo medico è stato durante la guerra di secessione americana. Sì. E in quella situazione hanno anche visto alcune problematiche nell'uso cronico, perché in pazienti amputati che hanno per esempio dolore neuropatico, c'era solo quello, davano morfina e si creavano problematiche di dipendenza, e quando si cercava di tirare via la morfina era un disastro. Sì. Allora questo ha anche aperto gli occhi su alcune situazioni. Ma tornando al discorso della morfina, dal punto di vista chimico la morfina è stata utilizzata per preparare l'eroina. Sì. Che ha, diciamo, la stessa molecola con due composti collegati, infatti si chiama diacetilmorfina, e venne prodotta a fine 800 dalla Bayer, che la pubblicizzò come l'analgesico che non dava assuefazione e andava benissimo. Poi nell'esperienza è successo quello che è successo. L'eroina non è in farmacopea, quindi non esiste come farmaco formalmente in Italia, ma per esempio in Inghilterra esiste e viene anche utilizzata nei casi che vengono creduti necessari. Per cui diciamo così, poi è l'esperienza che fa vedere l'utilità del farmaco. Chiaro che ci vuole sempre prudenza nell'utilizzo e soprattutto seguire il paziente, perché ogni paziente poi risponde in modo suo. La dose standard è ideale, però bisogna sempre essere pronti a, diciamo, a limare ove è necessario, in modo che la risposta sia ottimale col minimo problema collaterale, perché c'è sempre la bilancia rischi-benefici da tenere presente. Ma anche l'aspetto anestetico di queste sostanze, che chiaramente sono vietate se non in forma farmacologica, per esempio la cocaina, ci sono dei derivati. La cocaina è
il più potente anestetico topico che ci sia, ma anche il più potente vasocostrittore, un potentissimo vasocostrittore. È stata utilizzata per anni, per esempio nell'Ottocento dagli oculisti per gli interventi, perché dava un'anestesia topica dove poi potevano operare. E la cocaina comunque c'è, può essere utilizzata in alcuni prodotti. Ricordo però che uno dei massimi utilizzatori della cocaina fu la Coca-Cola, certo, che nacque con delle foglie di coca all'interno. Infatti si chiama Coca-Cola. Coca-Cola, non solo, la pubblicità dice solleva dalla fatica. Sì, esatto. E chiaramente però gli utilizzi diversi sono altre cose che non sono previste ovviamente dalle terapie mediche. Ma insomma anche, facciamo un esempio, anche altre cose tipo l'alcol può essere fruibile in maniera, diciamo così, piacevole, ma può diventare un grosso problema se usato dove non va usato o in quantità eccessive. Certo, ma parliamo sempre di quantità e di uso di indicazioni e di quantità. Farmacologico. Sì. Ecco, il paziente ha il diritto ad essere curato contro il dolore, cioè c'è una legge che prevede questo aspetto? Sì, l'abbiamo citata, la 38/2010, dice che ha diritto all'accesso alle cure di terapia del dolore, eccetera, anche perché si opera nella visione di riuscire a togliere il dolore. Non sempre si riesce al 100%, tant'è che più o meno tutte le indicazioni dicono che se uno arriva con dolore e la misura viene fatta normalmente con una scala da 0 a 10, tu lo dimezzi in prima istanza e poi arrivi a un range di 2, 1, 2, è un risultato ottimale, perché magari per arrivare da 2 a 0 devi buttare dentro tanti altri farmaci, per cui la bilancia rischi-benefici rischia di pesare dalla parte dei rischi, ma diciamo così, l'approccio è quello di dire hai diritto di essere curato, cioè speriamo anche di riuscire a farcela. Ma comunque sono sempre sostanze che, diciamo, a uso normale sono sostanze dopanti, sono sostanze pesanti, e abbiamo la terza sorgente di queste sostanze, che sono i cannabinoidi, giusto, dottor Rossaia? Ci vuole raccontare l'uso di questa terza sostanza che ha un valore terapeutico, ma anche, se usata diversamente, ha un uso, diciamo, esagerato. Ma cosa serve in medicina? No, il problema per i cannabinoidi è che potenzialmente sono dei farmaci che non solo nel dolore, ma forse anche in tante altre patologie, nelle forme infiammatorie, eccetera, avranno sicuramente una loro azione, e dal punto di vista ricerca questa potenzialità è confermata, diciamo, da tutti i ricercatori. Il problema grosso che esiste nei confronti dei cannabinoidi è duplice. Allora, uno, il fatto che è ecco, vogliamo dire ai nostri spettatori che forse il termine non è tanto in uso. Cos'è il cannabinoide? Cioè, da quale che pianta? normalmente chiamano la cannabis, esatto. e che appunto è usata dal punto di vista diciamo ludico, è usato dalle persone diciamo da discoteca o da strada. E allora più nemmeno come gli oppiacei. Come gli oppiacei, con la differenza che questa direi che è più diffusa in percentuale rispetto agli oppiacei, molto più diffusa, specialmente fra i giovani, discoteche, eccetera. Allora, questo che problema ha portato, diciamo, per quel che riguarda la parte medica? Che ovviamente quando si parla di cannabis o di cannabinoidi, la prima cosa che salta alla mente è immediatamente la canna. Mi sono fatto una canna, si è fatto una canna. Allora, questo rallenta un attimo quella che dovrebbe essere la ricerca e l'uso dal punto di vista medico. Sì. Allora, dal punto di vista medico, cioè c'è un preconcetto nei confronti dei cannabinoidi. Sì, un preconcetto che negativo. C'è poca conoscenza sia da parte dei cittadini
e poca conoscenza anche da parte nostra, cioè da parte dei medici, in questo senso. Dal punto di vista scientifico, attualmente l'unica indicazione accertata per cui non è considerato come farmaco galenico. Il galenico è quello che non è passato attraverso dei regolamenti del Ministero della Sanità e dell'AIFA, che è l'agenzia del farmaco italiana. L'unica indicazione è per i dolori da spasmo per la sclerosi multipla, cioè la ricerca negli anni ha dimostrato che in alcuni casi, in molti casi, c'è una risposta, quindi dal punto di vista medico nella sclerosi multipla, negli spasmi della sclerosi multipla c'è un'indicazione che deciderà poi il neurologo. Questo è punto a capo quello che scientificamente e dal punto di vista legale è ormai acquisito. Quindi è l'unico farmaco che l'AIFA... C'è un protocollo che prevede l'uso del farmaco. Il protocollo si intende una metodica e la possibilità di utilizzarlo ufficialmente, e quindi il medico è autorizzato a farlo. Sì, dobbiamo fare una distinzione. Un conto è quello che un medico italiano, parliamo in Italia, può prescrivere liberamente se è medico iscritto all'ordine dei medici, e un conto è quello che lo Stato o la Regione passa e paga il farmaco, il galenico, per il paziente. Sono due cose separate. C'è un riconoscimento da parte del medico nell'uso del farmaco, ma la Regione non lo riconosce come farmaco e quindi non lo rimborsa. Allora, il Ministero della Salute dà delle indicazioni per 3-4 patologie, dice se il paziente non risponde ai farmaci convenzionali e il medico, sotto la propria responsabilità, in base a quello che la letteratura ha pubblicato, decide sotto la propria responsabilità di fare la prescrizione, può fare la prescrizione e il paziente va in farmacia, compra il farmaco e lo paga lui. Mentre per la sclerosi multipla, cioè il farmaco vero e proprio, cioè quello che ha l'AIC, cioè l'immissione in commercio, è quello per la sclerosi multipla. Allora, questo che problemi crea? Che a un certo punto molti medici non lo prescrivono perché non sono a conoscenza. Alcuni pazienti rispondono magari per patologie che non sono della sclerosi multipla, però siccome dal punto di vista scientifico non abbiamo ancora le conoscenze tali per cui quel farmaco venga riconosciuto a livello internazionale, e questo crea dei problemi che vanno a sommarsi al problema dal punto di vista non solo Ministero della Salute, ma Ministero dell'Agricoltura, perché c'è il problema della coltivazione, della trasformazione, e una parte della pianta della cannabis, ormai è dimostrato a livello mondiale, è utile dal punto di vista industriale per creare i pannelli, per costruire le case, cioè c'è una potenzialità, e già adesso in pratica la si sta mettendo appunto in uso, e a quel punto, siccome all'interno di questa pianta ci sono circa 540-550 sostanze, e fra queste ce n'è una che è il THC, il tetrahidrocannabinolo, che ha delle azioni a livello psichico, quindi a livello cerebrale. Questo che la scienza è questo che ovviamente crea dei problemi, nel senso che se la pianta viene usata dal punto di vista industriale, è chiaro che la sostanza THC all'interno di quella parte che viene usata dal punto di vista industriale non deve superare una certa quantità, che in Italia è fissata. Abbiamo vari tipi di piante, professore. Sì, ci sono. Come diciamo così, che il collega Saia diciamo così, ha detto in passato e continua a dire giustamente, il problema della cannabis è il fatto che
i fiori vengono impollinati per via aerea e la cannabis produce poi il risultato di questo, può variare a seconda dell'impollinazione che è avvenuta. Se la pianta è la stessa, dipende dal tipo di impollinazione. Sì, mi conferma il dottor Saia. Addirittura cambia in base alla temperatura e in base alla luce. Ci sono delle ditte che producono delle luci con lunghezza d'onda che serve ad accelerare o a diminuire lo sviluppo della pianta. Mi spiego, la pianta in natura ha un ciclo di solito annuale, adesso prendiamo, ce ne sono 2 o 3 tipi, la sativa, l'indica, però non è tanto il tipo di pianta rispetto a un'altra, la indica rispetto alla sativa, ma i tecnici mi dicono, gli agronomi, che la differenza è durante lo sviluppo della stessa pianta, a seconda della temperatura e a seconda delle ore di luce e a seconda del tipo di luce. Quindi noi abbiamo questa pianta che, se la coltiviamo in campo aperto, avrà quello sviluppo, un ciclo annuale, in pochi mesi la pianta poi si sviluppa e poi l'anno dopo il secondo ciclo. Se lo si fa in ambiente indoor, in capannoni chiusi, con temperatura controllata, con le luci di un certo tipo, e la luce non è 24 ore su 24 ma può abbassare o alzare a seconda di quello che decidono i tecnici per lo sviluppo, la pianta dà delle sostanze diverse rispetto alle altre. Tant'è vero che dal punto di vista industriale la legge prevede che può essere usato per fare i pannelli isolanti o per costruire le case se il THC è al di sotto dello 0,2%. Quindi uno, dal punto di vista genetico, negli studi come a Rovigo, il dottor Grassi con le ricerche che ha fatto hanno isolato proprio anche delle tipologie loro, a cui hanno dato, se non dico il brevetto ma il nome, e questo centro di Rovigo dipende dal Ministero delle Foreste, e questa pianta qui, ogni tot piante, ogni tot sviluppo nello stesso gruppo di piante può sforare, e da 0,2 va a 0,4, 0,6. Allora a questo punto subentra il problema, perché è chiaro che chi lo coltiva per poi costruire i pannelli deve stare attento. Allora in Europa si è deciso che non può sforare dallo 0,2 ma non deve assolutamente superare lo 0,6, perché allora a quel punto là viene considerato farmaco e quindi c'è un'azione. Torniamo, per spiegare ai nostri telespettatori, a quello i cannabinoidi come uso contro il dolore. Sì. Quindi la difficoltà in questo momento è che si possa instaurare un sistema di produzione di queste sostanze che poi vengono utilizzate in medicina per superare determinate patologie del dolore, giusto? Sì. Allora, diciamo che a parte quello che viene preso in carico dallo Stato, che abbiamo detto che è solo la sclerosi multipla e gli spasmi da sclerosi multipla, qualsiasi medico che voglia fare una prescrizione a pagamento del paziente, allora questa indicazione viene allargata a altre patologie. Sì. Per esempio nelle forme croniche neoplastiche ci può essere un'indicazione, cioè il medico si assume la responsabilità e dice sì, puoi, dato in questo caso non hai risposto ad altro e io posso darti questo farmaco qua, e lo prescrive. Un'altra indicazione è nelle forme che è stata data la possibilità ai reumatologi qui nel Veneto, e in ogni regione cambia, cioè c'è un'indicazione del Ministero della Sanità per queste patologie, cioè la sclerosi multipla, gli spasmi, per le forme reumatologiche, per quelle neuropatiche periferiche. Che lo Stato riconosce queste patologie e il farmaco che le cura. Potrebbe rispondere se non abbiamo evidenze, diciamo, riconosciute scientifiche da poter dire questo farmaco viene usato, questa sostanza viene usata per questa patologia. Però quello che ci dice oggi la scienza è che
in alcuni casi potrebbe rispondere. Il medico si assume la responsabilità e fa la ricetta. Dov'è il grosso problema? Che ogni regione legifera per i fatti suoi. Quindi nel Veneto noi abbiamo 3 o 4 patologie che sono riconosciute per l'uso dei cannabinoidi dalla giunta regionale, e in altre regioni non ci sono. Il Ministero della Sanità ha dato delle altre indicazioni e dice, beh, secondo noi, anche se non ci sono prove scientifiche al 100%, potrebbero esserci delle risposte, quindi per i pazienti, se il medico ritiene, può fare la richiesta. Come si traduce questo nella pratica di tutti i giorni? Che quello che risponde o una patologia di dolore, ma anche non di dolore, per esempio nelle forme di epilessia maligna, sembra, dico sembra, ma dovrei dire che ormai è accertato, che ci sono dei pazienti, e la maligna di solito è per i bambini, che rispondano a dei cannabinoidi, che poi non è il THC, ma è un altro, che è il CBD, che non ha azioni centrali, che è un'azione antinfiammatoria. Allora, io racconto questo episodio, che non vuol dire niente dal punto di vista scientifico, è aneddotico, però che dal punto di vista morale, etico, mi colpisce. Quando andiamo a parlare, a fare qualche conferenza, anche o nelle scuole o anche al pubblico, mi è capitato una volta che c'erano 2 signore sedute in prima fila e io appunto dicevo non è accettato ancora dal punto di vista scientifico, e alla fine dice, se qualcuno vuole fare una domanda, allora una delle 2 mi fa, mi scusi, cioè io ho un figlio che soffre di questi attacchi e ne aveva moltissimi di notte, se non mi ricordo se 8 o 10 attacchi, quindi bisogna avere un attacco di epilessia, cioè praticamente va in contrazione, si può morsicare la lingua, sbava, va a sbattere, tanto è vero che certe volte mettono i caschetti, insomma è una patologia che poi su un bambino credo che proprio il genitore sa tutto la notte. E la signora a un certo punto ha detto, dice, io sono andato dal dottor X, che era lì presente tra l'altro, che è venuto anche qui in trasmissione qualche volta, e lui ha dato il CBD e dice mio figlio da 3 mesi, 5 mesi, non mi ricordo, ha una crisi ogni 15-20 giorni. Dice, mi scusi, fa, ma a me cosa interessa che la scienza mi dica o non mi dica? Allora, e c'è la signora che era seduta vicino, la stessa identica cosa con un altro figlio. Allora, è vero che questo è un aneddoto, non è scientifico. È un fatto riconosciuto. Sì, cioè, però forse chiaro non abbiamo statisticamente altri fatti da aggiungere a questo, ma se l'effetto c'è, indurrebbe a approfondire l'uso di questi cannabinoidi e soprattutto capire come si potrebbero impiegare diversamente. Sì, ma se io passo dall'altra parte, nel senso voglio fare la parte del diavolo, ci sono situazioni in cui un farmaco risponde, ma perché ci sono altre cose che coincidono, che possono essere la luce, il tempo, la situazione psicologica, eccetera. Quindi io, per dire che quel farmaco al 99% il paziente risponde a quel farmaco, devo fare tutta un'altra fila che può durare anni, che costa milioni di euro e che è quella che noi occidentali medici diciamo la scienza deve dimostrarmi, arrivare a dimostrare questo. Allora, finché questa trafila di fase 1, la 2, la 3, la 4, senza che perdiamo tempo a spiegarle, da quella di laboratorio fino a quella sui pazienti, quando avremo finito questa trafila diremo sì, finalmente, per carità, non è il 100%, però questa è la scienza che noi seguiamo e che abbiamo accettato. Per cui, concludendo, dico, ma allora è una panacea questi cannabinoidi, sono una panacea oppure servono a poco? No, questi farmaci intanto servono, uno, non solo dal punto di vista per il dolore, ma per altre patologie. Sicuramente ci dicono gli scienziati che hanno delle potenzialità che vanno in qualche maniera scoperte e ricercate, quindi la conclusione è dobbiamo impegnarci ad approfondire, a fare ricerca in maniera tale da poter alla fine poter dire sì, in questa patologia serve o non serve. Ecco, professore, lei cosa può aggiungere a quanto ha detto
il dottor non Saia, morsicali. in merito all'uso di questi cannabinoidi e la necessità di approfondire scientificamente appunto le problematiche che riescono a risolvere. Giustamente il collega ha detto approfondire, Sì. bisogna approfondire, e qui la letteratura e anche diciamo così il lato giornalistico, se vuole, hanno portato molta acqua al mulino di cerchiamo di approfondire. Di fatto diciamo, questa onda, chiamiamola così, di interesse per la cannabis e tutti i suoi aspetti parte da lontano e parte, come diciamo così, sempre dagli Stati Uniti, dove ci sono state situazioni in cui i singoli stati hanno legiferato. L'Unione degli Stati Uniti, ovviamente, ogni Stato può legiferare autonomamente al di là di quello che poi sono le leggi federali. Le leggi federali dicono certe cose, alcuni Stati, per esempio per la cannabis, hanno dato il permesso per l'uso, chiamiamolo così, ricreativo. Si è sviluppato sui giornali medici americani una grossa, chiamiamola polemica, una questione su questo fatto, perché ha preceduto queste norme dei singoli stati e poi ha diciamo così, accompagnato la legiferazione dei singoli stati tutta una campagna di stampa, in parte scientifica e molta parte no, c'è il fatto che la cannabis faceva bene qua, faceva bene lì, faceva bene su. E tutte le riviste scientifiche americane, anche di grosso nome, sono sempre state dell'opinione che la pianta è molto interessante. C'ha tante cose, l'ha citato poco fa il dottor Saia, ha più di 140-150 sostanze, quindi andrebbe molto approfondito il discorso, ma che, ed è qui un editoriale di JAMA, che è una delle grosse riviste del Journal of American Medical Association, dice se i politici vogliono diciamo così, legiferare rendendo libera la vendita per scopo ricreativo, non occorre tirare in ballo problematiche mediche. Noi sulle problematiche mediche dobbiamo andare avanti come andiamo avanti sempre, cioè come ha detto poco fa il collega, si parte dalle esperienze di laboratorio, si va diciamo così, alle cavie, all'umano e via dicendo, per dire abbiamo usato questo con questa quantità, abbiamo ottenuto questi risultati. L'autorizzazione per l'emissione di commercio di un farmaco prevede questo percorso. Certo. Non si capisce perché bisogna fare diversamente. Questa è l'opinione di JAMA e di altre riviste. Io ribadisco una cosa, è estremamente interessante, però il problema è tutte le sostanze che ci sono dentro e le modalità di assunzione. Certo. Perché le modalità di assunzione, per via orale, per via inalatoria, cosa succede quando la scaldo, quando faccio l'infusione, e possono cambiare le quantità di sostanze che si liberano, per cui non è facile assolutamente inquadrare la situazione. Certo, è una situazione, diciamo così, che sviluppa interesse e curiosità, perché probabilmente si possono fare tante cose, si possono ottenere tante sostanze, ma è chiaro che in questa fase dire uso la cannabis è come io dicessi oggi a un paziente che ha dolore, invece che usare morfina, che è il principio attivo che mi interessa, usa l'oppio. Sì. O il laudano, che è la tintura d'oppio che si usava un tempo. Qui bisogna trovare le singole sostanze e capire come funzionano, e poi stare attenti che magari non sia il mix di sostanze che ottiene il risultato. Va studiato, ci vorrà tempo, l'importante è non commettere errori, fare passi troppo lunghi rispetto a quella che poi è la capacità delle gambe di andare avanti. Sì, quindi bisogna farlo con cautela e con grano salis. Ecco, negli altri stati, diciamo, in generale abbiamo parlato degli Stati Uniti, Canada, Israele, eccetera, qual è il comportamento nei confronti di questa pianta? Vai in Francia e sono rispetto a noi ancora indietro di anni, nel senso di affrontare il problema. Vai in Olanda e no, infatti i farmaci che noi non riusciamo a produrre qua li compriamo direttamente dall'Olanda. L'Inghilterra fa da tramite e ci fornisce alcuni farmaci, quindi è proprio a spot. Quello dove secondo me trovo che sia, uso un termine generico, sgradevole,
è che in mezzo a questa confusione, è vero, siamo tutti d'accordo, bisogna fare la ricerca, andare avanti. Quello che trovo sgradevole è questo: non può esistere in uno Stato come l'Italia che un ministero manda delle circolari e un altro ministero ne manda delle altre che non sono contrarie ma che vanno un po' a stridere contro quelle. Mi spiego. Il Ministero della Sanità dice attenzione con i cannabinoidi, perché in una certa fase della vita, specialmente nei ragazzi, cioè dalla nascita fino ai 17, 18, anche a 20, 25, durante la formazione del cervello, i neuroni e tutto l'apparato neurologico, dice possono essere dannosi e creare dei danni che poi rimangono permanenti. Quindi dice state attenti, va bene, ha mandato una circolare. Poi il Ministero dell'Agricoltura permette l'apertura del cannabis light, i negozi che ci sono in giro, però all'interno non si capisce bene se le sostanze che vengono vendute, anzi si capisce, si sa, devono essere al di sotto dello 0,2, ma abbiamo detto prima che non si sa esattamente a quanto va e non si sa con che quantità, e soprattutto sono negozi dove uno compra o la pianta o la sostanza ma che non va fumata e sappiamo benissimo che poi se le fumano. Allora a questo punto non può un ministero dire no, attenzione, ci sono i danni, e l'altro ministero permettere che non ci c'è possano. una linea univoca nel trattamento di Cioè questa si pianta. devono riunire, chiudersi in una stanza e alla fine, giusto o sbagliato, con dei tecnici decidere qual è la soluzione migliore. Allora, siccome il tempo scappa via, noi abbiamo un telespettatore che è in attesa, che vuole intervenire. Allora, buonasera, il suo nome, da dove chiama? Buonasera, io sono la signora Filison di Piave di Sacco. Prego. Senta, gentilmente, io volevo sapere un po' di più della fibromialgia. Sì. Io sono una sospetta sofferente di fibromialgia. E il secondo reumatologo che consulto, ma senza risultati. Audio più alto. Ho capito. Adesso proviamo allora. Prego. Volevo saperne qualcosa di più. Vuole spiegarsi meglio, per cortesia, qual è il suo problema? Il mio problema è che non sopporto più i dolori. Ho dolori dal capo ai piedi. Ma che tipo di dolori ha? Un tipo di infiammazione, ho un'infiammazione, dicono, ai muscoli e ai tendini. Però io prendo anche l'oppio, però non mi fa più niente, mi fa solo mal agli intestini. Scusa, posso chiedere che farmaci ha preso? Il Cardin, la tachipirina 1000, gli altri farmaci infiammatori non rispondono più. Non danno risposta. Ecco, Io soffro, mi manca il sonno REM e da 27 anni che soffro di insonnia cronica. E ha provato anche altri rimedi tipo l'agopuntura? No, solo che sono in disperazione perché non sopporto più il dolore. Certo. Proviamo a rispondere. Prego, professore. Vi ringrazio. Grazie a lei. Allora. Grazie a lei, signora Frison, prego. La paziente, abbiamo un altro in attesa. Sì, la paziente ha detto di soffrire di fibromialgia, quindi prendiamo per accertato questo, anche se la diagnosi è una diagnosi che viene fatta per esclusione in genere, seguendo un particolare, chiamiamolo così, scaletta di anamnesi e di visita. Non ci sono esami del sangue per dire che dicano è fibromialgia o cosa del genere, e quindi una diagnosi un po' per esclusione, ed è un problema che per il 98-99% è a carico del sesso femminile, ed è un problema ingravescente come statistica. I dolori sono diffusi, ma i dolori diffusi sono accompagnati da altre problematiche, problemi intestinali, problemi di sonno e via dicendo. E a tutt'oggi non c'è una risposta precisa su perché questo accada. Per quanto riguarda il discorso delle terapie, posso dire che negli Stati Uniti 2 farmaci sono stati registrati dalla Food and Drug Administration
per la terapia, ma sono farmaci che vengono usati per altri motivi, che uno è un antidepressivo e uno è un antiepilettico, e quindi questi come indicazione potrebbero essere, anche se non hanno ancora il bollino, magari mai essere utilizzati. Però, come dico, è un grosso problema diagnostico e anche terapeutico. La signora ha citato l'oppio, ma io non credo che abbia assunto oppio, perché non si trova l'oppio. Forse ha assunto dei farmaci di tipo opioide, e in genere i farmaci di tipo opioide di questo tipo di patologia non fanno la differenza, anzi a volte peggiorano la problematica. Si sospetta che possa derivare, tra virgolette, infiammazione generale delle strutture centrali, perché chiaramente un dolore così diffuso, più che periferico, probabilmente è una ipersensibilizzazione a livello centrale. Però a tutt'oggi le risposte sono, diciamo, molto empiriche, ecco, non esiste una terapia specifica. Certo. Sentiamo se abbiamo anche l'altro telespettatore. Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Il suo nome gentilmente, da dove chiama? L'audio non c'è in studio. Eccolo qua. Mi chiamo Fabrizio, chiamo da Padova. Prego, signor Fabrizio, la domanda. Più che una domanda era, diciamo, quello che ho potuto constatare con il CBD, diciamo. E la mia esperienza è personale, anche per quanto riguarda la moglie che soffre di fibromialgia, e con il CBD ha trovato degli ottimi risultati, diciamo, per quanto riguarda proprio l'esito dei dolori che crea la fibromialgia, e riesce a dormire la sera e ad avere anche naturalmente poi una vita abbastanza buona, perché il fatto di poter dormire la sera, questo porta anche a stare nell'arco della giornata almeno a riposato, ecco. E altri farmaci ha preso qualcosa, ma non ha ottenuto i risultati come li sta ottenendo con il CBD. Io poi ho anche visto che ha preso 2 tipi di CBD, di cui uno con un'estrazione a freddo, diciamo, criogenico, e non ha avuto esiti positivi. Abbiamo avuto la possibilità di provare un altro tipo di estrazione, che è fatta estrazione a caldo, e questo tipo di estrazione vengono tolti tutti i 135 praticamente elementi della pianta della marijuana, sativa naturalmente senza THC, e con questo tipo di estrazione il risultato è stato assolutamente diverso, quindi molto positivo. E lo sta usando anche degli amici con periartriti abbastanza pesanti e prendevano farmaci, hanno smesso anche con quel tipo di farmaci e si trovano molto bene. Quindi il fatto che si sia messo in questi anni questo tipo di prodotto credo che sia una cosa molto positiva. Resta il fatto che, se si può dire, l'ignoranza da parte di chi non è a conoscenza di cosa può fare la pianta della marijuana fa paura, insomma, ecco. Certo. Questo credo che anche la conoscenza che i medici dovrebbero fare, portare a conoscenza un po' di più queste situazioni, perché l'impressione è che sembra che o non la conoscono o la vogliono tenere nascosta. Questa è stata la mia impressione. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, per cui posso dire bene, è che io avevo problemi intestinali e mi ha fatto bene anche per questo. Ecco, questo era il mio intervento. Benissimo, grazie signor Fabrizio da Padova. Dottor Saia? Ringrazio il signore della testimonianza sua, ha centrato il problema, perché quello della conoscenza, nel senso che la cosa non è che vale il farmaco per uno e può valere anche per l'altro magari non vale, però il fatto che ci sia una risposta indica che i medici dovrebbero esserne a conoscenza, e quindi la cosa andrebbe allargata come conoscenza. Lì c'è anche è fortunato anche per il fatto che parla di CBD, quindi di una sostanza che va a comprare in farmacia
senza bisogno neanche della ricetta in teoria, dopo è meglio avere anche la ricetta medica, quindi è gestibile, più facilmente gestibile. L'altro problema grosso che esiste, per cui io spero negli anni che queste conoscenze vengano portate a conoscenza anche di tutti i colleghi di medici, è che a differenza di altri farmaci e di altre sostanze, i cannabinoidi una volta estratti, una dei 140-130 cannabinoidi, ne viene estratto uno chimicamente e dato in dosaggio X, c'è una risposta. Se io do la stessa sostanza, invece che estratta chimicamente e singola, assieme ad altri cannabinoidi, il risultato è diverso. Lo chiamano gli scienziati, i tecnici lo chiamano effetto entourage. Da solo mi dà quell'effetto o non me lo dà, lo metto insieme a degli altri e non so perché, e questo mi fa un effetto. Primo. Secondo, quando io uso un farmaco normalmente, quando ho assunto, dico l'aspirina nell'arco della mezz'ora, un'ora dopo, ho un picco in cui il farmaco raggiunge in circolo una certa quantità, fa un certo effetto, poi a un certo punto comincia a scendere. Invece purtroppo con i derivati della cannabis noi abbiamo dei recettori nostri all'interno già naturali per la cannabis, non la cannabis, l'anandamide e altre sostanze, ma questi recettori non è che io quando assumo la sostanza vengono colpiti e fanno effetto oppure non fanno effetto, no, questi devono andare in saturazione, quindi io comincio oggi a prendere un farmaco, una sostanza di cannabis a quel dosaggio, devo aspettare 2 o 3, 4 giorni che raggiunga la saturazione di quei recettori, poi se non fa effetto vado ad aumentarla, ma devo fare altri 3-4 giorni, il che diventa anche tecnicamente e praticamente più difficile, perché il paziente cosa faccio? Lo devo rivedere oppure devo tenermi a contatto, quindi diventa più difficile che con altri, quindi a tutti gli altri problemi si sommano anche questi. E uno dei motivi, e concludo, per cui siamo andati a Roma al Ministero un paio di settimane fa, è proprio per portare queste questioni pratiche direttamente al Ministero, dove abbiamo chiesto, primo, la legge prevede che le istituzioni devono fare dei corsi o devono fare delle conferenze o devono mettere a conoscenza l'apparato medico, paramedico, infermieri, farmacisti di qual è il punto, qual è la situazione al momento attuale. Secondo, la legge prevede che devono fare degli ECM, gli ECM sono i corsi obbligatori nel campo medico che noi siamo obbligati a fare raggiungendo certi punti. Terzo, per i pazienti che sono in terapia con i cannabinoidi esiste un problema per la guida, perché se io prendo una fialetta una boccetta di Valium, vado in macchina e vado a sbattere addosso un palo, normalmente non mi fanno i prelievi per vedere se ho preso il Valium, però se sono in terapia con la cannabis, certo, a questo punto questo si è fatto una canna e va a finire in galera, per cui lui, il poveretto, si porta dietro anche la ricetta, ma quindi tutta una serie di normative che speriamo che col tempo poi, senza esagerare, ma pian pianino possano essere risolte. Ecco, professore, dottor Saia, possiamo dare il vostro nominativo alla signora che ha chiamato per vedere se può la signora Frison, se vuole mettersi in contatto con voi, come può fare? Vabbè, per me, io mi interesso di terapia del dolore dal punto di vista, diciamo, istituzionale, perché sono dell'idea che queste ricerche qui vanno fatte in ambiente universitario e in ambiente ospedaliero. Io sono un libero professionista, l'ho fatto per qualcuno, per gli amici, conoscenti, ma non è questo il punto. E di tutte le cose che ho detto al Ministero, ho detto, ma è mai possibile che io
quando do questo farmaco a un paziente ci metto settimane per capire qual è il dosaggio e la mia esperienza non la posso passare a un altro collega perché devo riempire carte, cartine, eccetera, ma non esiste un database centrale dove una uno banca dati dove poter inserire buttare dei dati, per cui io mi servo dell'esperienza sua, lui della mia, ma in tutta Italia questo. Per ecco, cui, professor Ambrosio, invece, se vogliono contattare lei, c'è il centro di terapia del dolore dell'azienda ospedaliera di Padova. Quindi chiama il centralino. Certo. Beh, il problema è vastissimo dai tanti aspetti, l'abbiamo capito anche dalle telefonate dei telespettatori, bisognerà sicuramente tornare ad affrontare questo tema, il tempo purtroppo scappa via, in televisione sembra una frase fatta, ma arrivi sempre lungo. Dobbiamo fermarci qua. Grazie al dottor Roberto Saia per essere stato qua con noi, grazie al professor Francesco Ambrosio per la sua presenza qua in studio. Torneremo ad occuparci della terapia del dolore e dei farmaci che possono essere utilizzati, magari anche ne verranno fuori di nuovi, ci auguriamo. Adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria. Dopo la nostra rubrica del Memento, questa sera torniamo ad occuparci dei risparmiatori truffati dalle banche e di questo decreto attuativo per il ristoro Sì, c'era una speranza in questo governo che si era ripromesso di ristorare i truffati, ma mi pare che nella giustizia ha un corso veloce nei confronti dei truffatori, nei truffati vengono rimborsati per quello che poi politicamente è stato dichiarato, ma ad oggi non è successo niente. Quindi abbiamo con noi il professor Bettiol che ci spiegherà l'incontro che hanno avuto la settimana scorsa col ministro e con il Presidente del Consiglio e quali esiti eventualmente ne nasceranno. Certo, a tra poco, dopo la pubblicità. Bene.